Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Ariano nel Polesine, frazione Rivà. Qua siamo davanti al campanile solitario. Ne ha parlato anche il governatore Zaia nel suo post, praticamente un campanile sopravvissuto all'abbattimento della chiesa che era appunto vicino al campanile. Però siamo qua per parlarvi di una cosa che anch'io personalmente ho scoperto grazie all'amico Zanella Riccardo, che ha scoperto a sua volta in un libro del professor Tumiati e di Ariano, una vera e propria febbre dell'oro in questa zona. Adesso proviamo a capirlo un po' di più. Nel fondo denominato Codimare, il 26 marzo 1908 vennero alla luce centinaia di monete d'oro del XVI secolo. La bonifica dell'isola di Ariano, realizzata nel primo quadriennio del Novecento, cominciava a dare i frutti sperati. La vita quotidiana continuava ad essere dura per la maggioranza degli abitanti, ma per ora avevano un pezzo di pane da rosicchiare, come diceva Carolina Rosatti, la maestra di piano. Le donne cominciavano a vestirsi meglio, non andavano più a piedi nudi o con zoccoli di legno. In quel periodo un pezzo di terra da pochi anni redento dalle acque assume improvvisamente la fisionomia di una terra promessa. Sotto le zolle nascondeva un vero e proprio tesoro di monete d'oro. La scoperta avvenne nel fondo dei fratelli Edoardo, Salvatore e Nazareno Pozzati, soprannominati Moscardin, in un terreno molle e verde. Edoardo Pozzati stava arando il terreno per la semina delle barbabietole quando notò in una zolla rimossa uno strano luccichio. Informò subito i fratelli, insieme si misero a scavare, a sgranare le zolle con le mani e raccoglievano qualcosa di minuscolo e rapidamente intascavano. Dai campi vicini qualcuno notò che essi parlottavano, un'occhiata più attenta una conferma e la notizia si sparse in un baleno. Durante la notte i Pozzato sventarono un tentativo di furto ad opera di ignoti con scambio di fucilate. La mattina del sabato 28 marzo si recarono alla stazione di Regi Carabinieri di Ariano per informarli dell'accaduto e chiedere protezione. Ma la domenica, verso le 13, una numerosa schiera di gente, in buona parte proveniente da Taglio di Po e dal Basso Ferrarese, imponendosi con la minaccia di forche, bastoni e fucile, costrinse i guardiani a ritirarsi e si diede a una affannosa ricerca del tesoro. Gli invasori, setacciando il terriccio, rintracciarono almeno un centinaio di monete d'oro. Questa situazione durò fino alle 17, allorché giunse sul posto il brigadiere dei carabinieri, che persuase gli estranei ad allontanarsi. Quindi, entrato nella casa dei Pozzati, sequestrò circa 300 monete e le consegnarono alla pretura di Ariano. Il professor Pellegrini dell'Università di Padova confermò che si trattava di scudi d'oro con l'effigie di Giovanna la Pazza e Carlo di Napoli, scudi di Modena coniati da Ercole II, duca di Ferrara. Molte furono le ipotesi per spiegare come potevano trovarsi là quelle monete. Qualcuno disse trasportate dalla foga delle acque di una rotta del Po, chiuse in un forziere ed interrate dall'alluvione. Qualcun altro che fossero la cassa di un esercito belligerante, forse della Repubblica Veneta, in guerra contro il duca di Ferrara. Quest'ultimo, avuto la peggio, avrebbe fatto gettare la cassa in una palude perché non cadesse in mani nemiche. Altri pensarono che fosse l'avanzo di un naufragio. Infatti tra il 1550 e il 1600 il mare, in quel punto in cui furono ritrovate, faceva una gran sacca chiamata la Sacca di Goro, nella quale fu condotto a sfociare il nuovo ramo scavato alla destra del Po delle Fornaci. Da Rivà è tutto, da queste zone misteriose, da queste perle del nostro territorio, per definizione la zona più giovane d'Italia, ma che comunque riserva sempre sorprese. Se avete qualcosa da segnalarci, noi con le nostre telecamere veniamo e riprendiamo e capiamo un pochino cosa può essere successo, cosa possono rappresentare certe particolarità del nostro territorio. Da Leandro Maggi, come sempre, è un piacere stare con voi. Ciao ciao!